Siamo alla torre di Montelupo Fiorentino e qui siamo all'interno della vetreria Lux. Stiamo dando uno sguardo allo splendido campionario di questa fabbrica che festeggiava il 25° anniversario. Ha dato vita a questa bella manifestazione con l'organizzazione tecnica del gruppo sportivo Maltinti Mondial Color Vetreria Lux. Oltre 80 i partenti, preziosa la collaborazione del Circolo Arci La Torre e devo dire l'accoglienza che abbiamo ricevuto è stata veramente calorosissima e di questo dobbiamo ringraziare tutti gli sportivi, gli organizzatori e gli amici appunto della Torre di Montelupo. Siamo sul Montepremi, vediamo alcuni trofei, alcune coppe e devo dire che anche il Montepremi è stato veramente, direi, all'altezza della situazione e come possiamo vedere tutti gli atleti hanno direi riportato cospicui premi. Sta per prendere il via questa manifestazione con il sindaco di Montelupo Fiorentino Montagni che fra poco abbasserà la bandierina a scacchi, lo fa in questo momento. Direzione di corsa affidata ai due nazionali, a Paolo Marcucci e a Brugnami. Gruppo che si mette in movimento in una giornata caldissima e vediamo ancora la lunga teoria di atleti, ripeto oltre 80 al via in questo primo Gran Premio Vetreria Lux e il gruppo, siamo alle prime pedalate della giornata, naturalmente fa passerella dietro alla nostra telecamera che spazia un po' su tutte le formazioni presenti a questa manifestazione. Corsa che entrava subito nel vivo dopo una ventina di chilometri durante il secondo giro pianeggiante che c'era in partenza. Poco prima dell'attraversamento di Empoli se ne andavano in due Francesco Borgheresi, l'atleta della Ciclimaere in testa in questo momento, e Emiliano Maffei della Pool Ecologia. I due stanno affrontando la salita di San Vito, a questo punto siamo quasi al 50° chilometro di corsa e vediamo il loro margine sul gruppo è ridotto a circa 200 metri, quindi sta per esaurirsi questo tentativo a due che ha visto per protagonisti Francesco Borgheresi ed Emiliano Maffei che è durato una trentina di chilometri. Vediamo l'atleta della Ciclimaere in leggera difficoltà, mentre Maffei insiste nella sua azione, resta da solo al comando. Numero di gara 101, vediamo le macchine del cambio ruota, la polizia stradale, i vigili urbani, le staffette del Moto Guzzi e le altre staffette che come sempre hanno fatto un lavoro veramente encomiabile. Ripeto, siamo lungo la salita del San Vito che i corridori dovevano riaffrontare successivamente. Borgheresi è già stato riassorbito, Maffei resta ancora al comando, ma il suo margine, come possiamo vedere, si va assottigliando pedalata dopo pedalata. I tornanti si fanno più impegnativi, è una salita non molto lunga, ma in alcuni tratti abbastanza consistente. Vediamo inquadratura anche per Adriano Dini, che come sempre ha svolto in maniera egregia il ruolo di radiocorsa informazioni. E qui si esaurisce dopo 50 km il tentativo di Borgheresi e di Maffei. Nella discesa, dopo 60 km, siamo nel tratto pianeggiante, c'è questo attacco di Riccardo Biagini, l'atleta di Cantagrillo che difende i colori della Magnaredo Faces, si getta generosamente in questo assolo. Ripeto, siamo al 60° chilometro, bella la pedalata di Riccardo Biagini, ma naturalmente il gruppo non lo ha lasciato andare. E naturalmente siamo all'incirca a metà gara, era piuttosto problematica un'azione solitaria in questo momento. Vediamo il vantaggio di Biagini è di circa 200-250 metri, ma nello spazio di qualche chilometro anche il generoso tentativo di Biagini verrà neutralizzato. E con le immagini siamo passati nuovamente alla salita di San Vito che gli atleti stanno affrontando per la seconda volta e c'è ancora un attacco. Un uomo al comando, un uomo solo, è Roberto Senesi del gruppo sportivo Memmo San Gimignano. Dopo 70 km di corsa se ne va e guadagna subito una quindicina di secondi. Il ragazzo senese è in ottima condizione, lo ricordiamo già secondo classificato la domenica precedente proprio in una gara a San Gimignano. A questo momento ha guadagnato una dozzina di secondi. Insiste con bella pedalata nella sua azione. Roberto Senesi è impegnato nell'ascesa di San Vito che i concorrenti stanno percorrendo per la seconda volta.
Vediamo dal gruppo viene via un altro concorrente ed è l'Addomada, vediamo l'Addomada, numero di gara 53 del gruppo sportivo Luna Abrasivi Cittadella, il corridore pugliese lo vediamo si alza sui pedali alla caratteristica andatura del Green Pair, anche se direi ondeggia leggermente in questo momento sulla bici, pubblico numerosissimo ad assistere a questo primo Gran Premio Vetreria Lux con l'Addomada che cerca di riportarsi su Senesi che è ancora al comando, ma il suo vantaggio si sta assottigliando, direi pedalata dopo pedalata. Michele L'Addomada ormai si è riportato su Senesi, quindi 2 uomini al comando, ed a seguire è ancora un tandem che è condotto da Giuseppe Bellino, atleta del gruppo sportivo Grassi Filati Alessandra, sulla sua ruota dell'Albani della Pool Ecologia Pratesi. Quindi 2 uomini al comando, Senesi e L'Addomada, 2 uomini ad inseguire ad una quindicina di secondi, Bellino e dell'Albani, il gruppo è lì a poche decine di metri, quindi non molla assolutamente. Eccoci ancora sul tandem degli inseguitori, è ancora Bellino che fa l'andatura, sulla sua ruota rimane dell'Albani, superiamo anche i 2 inseguitori, ci riportiamo in testa e vediamo l'Addomada che ha ripreso Senesi come vi avevo anticipato e sta continuando a danzare sui pedali mentre stiamo per scollinare in vetta al San Vito che viene affrontato, ripeto, per la seconda volta. Un'inquadratura anche per il direttore di corsa Paolo Marcucci che sta seguendo da vicino l'evolversi della situazione e con le immagini siamo passati all'85° chilometro. 3 uomini al comando, Bellino, L'Addomada e Franceschi, ma su di loro si stanno riportando gli inseguitori. Vediamo Angelo Citracca, l'atleta della Maltinti Mondial Color Vetreria Lux che è il primo a riportarsi sul terzetto di testa. Quindi anche in questo caso ci sembra che la fuga venga annullata, vediamo il gruppo allungatissimo che sta accodandosi ai battistrada, Bellino desiste, Citracca fa altrettanto e quindi il gruppo compatto all'85° chilometro con i corridori che stanno vivendo una fase di stasi, altri inseguitori giungono a infoltire il pelotone che, ripeto, è all'85° chilometro. Ed ora siamo passati, dopo 100 km di gara, si sta per attaccare la salita di Roveta e sta per esaurirsi un tentativo di Marco Ventura, il ragazzo è rimasto da solo al comando per circa 6-7 km, lo vediamo generosamente ancora impegnato nella sua azione, ma il gruppo sta piombando su di lui e quindi fra poco prima dell'inizio della salita di Roveta, ci sarà il ricongiungimento generale e quindi anche il tentativo generoso di Marco Ventura verrà neutralizzato dal plotone. Eccoci sul corridore inquadrato con il numero 81 ed ecco è iniziata la salita. Non appena la strada incomincia a salire, Michele L'Addomada scatta nuovamente l'atleta del gruppo sportivo di Ferriera, lo vediamo davanti al nostro studio mobile, sta insistendo nel suo tentativo, è venuto via da pochi istanti, il suo vantaggio sembra aumentare ed eccolo su un tratto particolarmente difficile, lo vediamo sta stringendo i denti, l'atleta del gruppo sportivo Luna Abrasivi Ferriera Fanini, eccolo in questo momento sta ondeggiando, sono veramente direi splendide queste immagini di Carlo Giuntini, come possiamo vedere l'atleta è impegnato al massimo, guardate la smorfia di fatica e direi di sofferenza di Michele L'Addomada, ripeto splendide queste immagini, lo vediamo sta ondeggiando, sta profondendo nell'azione tutte le sue energie, ha lanciato il suo attacco, eccoci ancora su Michele L'Addomada, si alza nuovamente, come possiamo vedere non riesce a rimanere seduto in sella, la strada sta salendo con una pendenza di oltre il 20% e quindi L'Addomada è costretto a rimanere sempre alto sui pedali in questa caratteristica posizione en danseuse così definita dai francesi. Al suo inseguimento si gettano 2 atleti, vediamo Gianluca Vezzoli del team Amore e Vita Fanini e in testa c'è Luca Daddi del gruppo sportivo Grassi Filati Alessandra. Anche loro sono su questo tratto veramente micidiale, anche loro sono alle prese con questa
sforzo tremendo, e queste sono immagini che direi rendono giustizia agli atleti che sono impegnati in questo splendido sport che è il ciclismo. Siamo tornati nuovamente in testa su Michele Laddomada, che stringe nuovamente i denti, ha guadagnato una 25ina di secondi su Daddi e Vezzoli. Comunque la sua azione non ci sembra in grado di poter affondare ed andare al traguardo, infatti nella successiva discesa si verrà a comporre in testa un gruppetto di una quindicina di atleti. E quando mancano 9 km all'arrivo scatta Luca Daddi, vediamo generosissimo e bravo il ragazzo di Pontedera che difende i colori del gruppo sportivo Grassi Filati Alessandra, si lancia in questo generoso assolo, mani alte sul manubrio, numero di gara 46 per Luca Daddi, anche lui impegnato nel massimo sforzo verso il traguardo finale di Montelupo Fiorentino, con Daddi che ancora generosamente cerca di incrementare, lo vediamo si alza sui pedali, sta scattando, e al suo inseguimento stanno venendo via dal plotoncino dei più immediati inseguitori un terzetto che ci viene segnalato da Adriano Dini, è uscito dal gruppo ed ha un ritardo di 200 metri. Seguiamo ancora per qualche istante Luca Daddi, mani basse in questo momento sul manubrio, lo lasciamo fra poco sfilare ed attendiamo gli inseguitori che sono segnalati a 150 metri ed eccoli infatti, vediamo un terzetto con Bufalini in testa. Poi sulla ruota di Bufalini vediamo Senesi e in terza posizione ancora l'onnipresente Laddomada, quindi 3 uomini ad inseguire Daddi sono Senesi, Bufalini e Laddomada. Finale veramente splendido in questo primo Gran Premio Vetreria Luxe che fra poco andrà a concludersi nell'abitato di La Torre di Montelupo Fiorentino con il pubblico che sta attendendo la conclusione, quindi i 3 stanno per riportarsi su Luca Daddi, lo vediamo soltanto 70-80 metri di vantaggio per il corridore della Grassi Filati Alessandra con Fabio Bufalini che si porta nuovamente al comando e quindi i 4 sono segnalati ora all'ultimo chilometro tutti assieme, quindi 4 atleti, ci sarà lo sprint, siamo sul gruppo. E eccoci, vediamo in fondo al rettifilo i 4 battistrada, Bufalini è già scattato ai 200 finali, lo vediamo al centro della strada, Senesi cerca di uscire sulla sinistra ma è Bufalini davanti a Senesi e a Daddi nell'ordine, quindi primo Bufalini, secondo Senesi, terzo Daddi, in questo momento giunge esausto il bravissimo Laddomada, poi per la quinta posizione vediamo Gianclaudio Serraglini della Impruneta con un ritardo di 35 secondi, poi Franceschi, Vezzoli, Lupi, Nardoni e Profeti nell'ordine. Con il vincitore di questo Gran Premio Vetreria Lux, Fulvio Bufalini, che in uno sprint a 4 ha avuto la meglio. Complimenti prima di tutto, raccontami subito la volata. Grazie. La volata, già dall'ultimo chilometro Senesi e Daddi tentavano un po' di saltare i campi. Poi qui prima della curva è partito quello della Luna Brasivi, Daddi e io in terza posizione, poi si è girato alla curva, non ho aspettato, sono partito subito, ho messo il rapporto e ho preso di testa e sono arrivato fino all'arrivo. Mi sembra che tu abbia dimostrato appunto di reggere, l'hai presa molto lunga, vuol dire che la condizione c'è, speri di poter fare anche bene da d'ora in avanti? Ma è già una quindicina di giorni che pedalo, però non ho avuto mai tanta fortuna, oggi la fortuna si vede mi ha assistito e ci ho fatta vincere. C'è qualche obiettivo particolare al quale punti ora? No, di particolare no, a qualche altra corsa se viene. Fabio Beccherini, direttore sportivo della Lari, allora finalmente è giunto anche per voi un bel raggio di sole, devo dire una gara importante e soprattutto vinta in maniera convincente, no mi sembra? Sì, oggi finalmente abbiamo vinto la prima gara della stagione. Bufalini è un ragazzo generoso, un ragazzo che è un periodo di tempo che sta pedalando molto forte, ha fatto dei piazzamenti nei primi 15, forse più determinati dalla sfortuna che non dalla condizione. Oggi è riuscito a rimanere con i primi, a agganciarsi agli ultimi chilometri dopo la salita in questi 4 e l'ha battuti in volata. Speri che questa vittoria, soprattutto per il morale sia di Bufalini che della squadra, sia un bel incentivo? Sì, innanzitutto per la squadra, per i dirigenti, per il signor Nacci, che ci si sacrifica un po' tutti per portare avanti appunto questa attività, e anche per Bufalini stesso, dopo 5 anni di dilettantismo è la prima vittoria che ottiene.
Siamo con Marco Montagni, il sindaco di Montelupo Fiorentino. Da pochi istanti si è concluso questa manifestazione, vorrei subito da lei un giudizio. Il giudizio è più che positivo perché abbiamo visto tanta gente, soprattutto abbiamo visto l'impegno di un'azienda come la Lux per lo sport, che è auspicabile che si ripeta perché indubbiamente queste iniziative hanno successo se dietro c'è un'organizzazione, se c'è le persone che hanno passione e si impegnano per la buona riuscita. Mi sembra che Montelupo in questi ultimi tempi abbia avuto un risveglio ciclisticamente parlando. Sì, la tradizione è tale che Montelupo merita questo risveglio. Speriamo di poter continuare, noi ci impegniamo, se le aziende, ripeto, contribuiscono, vengono dietro a questo nostro impegno, sicuramente riporteremo Montelupo agli albori, agli allori del ciclismo. Claudio Innocenti è il direttore della Cassa di Risparmio di San Miniato, che direi è stata particolarmente vicina agli organizzatori di questa manifestazione. Un commento e un giudizio. Una corsa veramente entusiasmante. Io era la prima volta che partecipavo, sono venuto sull'auto dell'amico Renzo e veramente devo riconoscere che è stata organizzata in un modo impeccabile. Una manifestazione che non solo si è, limitata alle fasi della corsa, ma anche la festa che si sta svolgendo nei locali della Lux, della vetreria Lux, è veramente una cosa encomiabile. Ecco, noi abbiamo partecipato con la nostra piccola partecipazione, di un contributo, abbiamo fatto il possibile e speriamo di essere presenti ancora per una prossima volta. Insomma. Alessandro Alderighi è il direttore della vetreria Lux che ci sta ospitando. Allora, questo primo Gran Premio Vetreria Lux è passato agli archivi con quali risultati? Vi ritenete soddisfatti? Noi siamo particolarmente soddisfatti del risultato grazie all'organizzazione fatta dal gruppo sportivo Martinti e dal circolo locale qui della Torre. Siamo veramente molto soddisfatti del risultato e della giornata particolarmente felice. Quindi pensate che sia il primo di una lunga serie di questi Gran Premi Vetreria Lux? Noi ci auguriamo che questo sia possibile, ciò sarà dovuto a diversi fattori. Giampiero Ragionieri, vicepresidente della Maltinti Mondial Color Vetreria Lux, al termine di questo Gran Premio Vetreria Lux. E allora com'è andata? Ti ritieni soddisfatto? Sì, mi ritengo soddisfatto per la gara perché è andato tutto bene, si pensava di arrivare con la nostra squadra in una migliore posizione perché già da tanti anni organizziamo diverse corse e non ci riusciamo a vincere una corsa organizzata da noi. Questo ormai deve essere una condanna e noi andiamo avanti e un giorno verrà che si vincerà anche questa corsa. Ermanno Pettinati è il presidente del Comitato Sviluppo Sport del Comune di Empoli e con te vorrei parlare di un appuntamento ormai prossimo. Domenica 31 c'è questo Gran Premio Città di Empoli. Come state vivendo gli ultimi giorni? Ma guarda, per dirti la verità ti dirò francamente che gli ultimi giorni si stanno vivendo tutti con un'ansietà fantastica, in quanto da novembre che stiamo lavorando per questa manifestazione perché sappiamo quello che ha raggiunto e vogliamo mantenerci su quest'apice e prevedo che Città d'Empoli sia una bellissima corsa anche quest'anno, quello che saura tutti gli organizzatori e che tutti vada a finire a buon fine e Mauro che una volta tanto vinca un corridore della Maltinti perché organizza tante orte e fino ad oggi non ha mai avuto la possibilità di vincere nelle orte che organizzano. E in chiusura siamo con Renzo Maltinti. Allora vorrei con te, Renzo, analizzare un paio di aspetti. Prima di tutto, al di là dell'aspetto tecnico che abbiamo già trattato, mi sembra qui sia veramente un'autentica festa di sport e di popolo questa, no? Come tu sai, il 25° anno dell'attività della Vetreria Lux lo hanno organizzato assieme a noi questa bellissima corsa. Noi abbiamo cercato di fare il possibile e portare più atleti possibili, ci siamo riusciti portandone un centinaio. È chiaro che sotto questo profilo è stata una corsa eccezionale. E questo è il nostro risultato, abbiamo fatto il massimo che si poteva fare. Angelo Citracca avevamo portato a piedi la salita nei primi, non è riuscito nell'intento di staccare questa salita, però è chiaro che i ragazzi stanno crescendo, io credo che la speranza sia l'ultima a morire e che naturalmente domenica riusciamo un'altra volta a lottare con un Città d'Empoli.
Ecco, e domenica tutti stanno invocando una vittoria di un corridore della Maltinti in una gara organizzata dalla Maltinti, speriamo sia la volta buona. Ma io non mi arrendo mai, è logico che questi ragazzi hanno avuto dei guai fisici non indifferenti, come tuttora alcuni a dei postumi che naturalmente non può rendere al massimo, però sono ragazzi eccezionali, hanno una certa serietà e credo che le conti le dobbiamo fare a ottobre, non ora.